La Regione Veneto, sempre attenta alle esigenze del turista, promuove anche quest'anno la vacanza attiva. Siamo a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso, alle pendici del Monte Grappa, per descrivere il progetto Golf in Veneto. In che cosa consiste il progetto Golf in Veneto e perché la Regione Veneto ha deciso di investire proprio in questo segmento? Siamo partiti dalla considerazione che con oltre 14 milioni e mezzo di giocatori l'Europa è un bacino di golfisti strepitoso. Quindi perché non abbinare golf e Lago di Garda, perché non abbinare golf e Dolomiti, perché non abbinare golf e Venezia o golf e Città d'Arte? Ecco, questo sta alla base di questo progetto, quindi un insieme di prodotti dedicati appunto ai golfisti, la possibilità di prenotare su golfinveneto.com tutto ciò che può servire. Quindi stiamo lavorando dopo 3 anni di investimenti di promozione sul mercato europeo proprio per garantire al golfista la migliore accessibilità e il miglior utilizzo di questo territorio, promuovendo in forma integrata territorio, golf e prodotti enogastronomici. La Regione Veneto è particolarmente attenta e sensibile alle tematiche sociali di accessibilità e sostenibilità. So che sta lavorando ad un progetto molto interessante riguardante il golf. Di che cosa si tratta? Sì, io ho proposto alla Regione Veneto di realizzare un progetto per realizzare percorsi da golf accessibili ed ecosostenibili. Ecosostenibili perché vogliamo realizzare appunto un sistema di illuminazione in modo tale che si possa giocare a golf anche di notte. E accessibile perché appunto stiamo studiando un sistema di soluzioni tecnologiche per facilitare l'accesso ai percorsi da golf alle persone disabili, anche con carrozzine elettriche adatte. Quindi la Regione Veneto sembra che abbia accettato di buona lena l'invito e quindi vi aspetteremo tutti quanti nei campi da golf. Si può fare già un bilancio di questa vostra iniziativa nata 3 anni fa? Beh, sicuramente si sono già riscontrati dei risultati molto importanti. Il turismo ha avuto nell'area, nella zona appunto del Veneto, un incremento notevole, intorno al 20-25%. Questo dovuto sicuramente all'investimento che è stato fatto dalla Regione Veneto e dalla marca Treviso, che ha creduto nel golf come veicolo per il turismo in questa regione molto importante. Sicuramente anche il fatto che tanti campioni in questo momento golfisti stiano portando avanti appunto la bandiera italiana nel mondo ha fatto sì che questo interesse verso l'Italia e nello specifico verso la Regione Veneto abbia avuto importanti effetti. E arrivati alla 18ª buca di questo splendido campo da golf immerso tra i colli trevigiani, non ci resta che brindare con il prosecco Asolo di OCG. Vi aspettiamo numerosi.